Mattinata piuttosto difficile qui in Consiglio regionale, un consiglio che è iniziato subito con una protesta inscenata dai consiglieri dell'opposizione che hanno mostrato in aula uno striscione che diceva Formigoni dimettiti, è tempo di dimettersi, dopodiché ha preso in aula la parola il consigliere dell'IDV Gabriele Sola che ha detto che ha annunciato le sue dimissioni, ha dato ufficialmente le dimissioni dicendo anche che insomma bisognava dare le dimissioni oggi, adesso, proprio e ha legato le sue dimissioni alla questione del vitalizio, dicendo l'ora, non bisogna attendere che l'ora troppo opportuna del giorno troppo opportuno arrivi. Allora qui sono in compagnia del leader dell'Italia dei Valori. Allora partiamo proprio da queste dimissioni. Allora in Consiglio regionale ci sono 3 consiglieri dell'IDV, dobbiamo aspettarci altre dimissioni? Le ragioni per cui il Consiglio regionale si devono dimettere i consiglieri regionali lombardi sono dubbie. Uno di tipo politico, l'altro etico. Sul piano etico è vero che c'è un decreto legge che blocca i vitalizi dei consiglieri regionali, ma è un decreto legge che magari nel corso della conversione viene modificato e per questa ragione, siccome se si arriva a settimana prossima necessariamente potrebbe scattare il vitalizio, ho sentito dire questa mattina da tutti i partiti che sono pronti a dimettersi. Su, dimettetevi. Gabriele Sola ne ha data la prova. Se entro oggi pomeriggio si dimettono tutti, evitiamo la tentazione. Sul piano politico, questo governo Formigoni è un governo che si è basato anche sull'appoggio, sull'aiuto, sulla gestione di persone elette dall''ndrangheta. Quando anche a Milano arriva l''ndrangheta, io credo che i milanesi devono ribellarsi, mandandolo a casa al più presto, imponendo a Berlusconi Formigoni la stessa cosa, invertendo l'ordine degli addendi, di lasciare libero questo palazzo perché ormai puzza. Ecco, volevo chiedere però, un altro consigliere dell'Italia dei Valori questa mattina, Zamboni, ha detto che questo Consiglio è intriso di malaffare, però non si è dimesso perché dice è importante cambiare prima la legge elettorale. Non v'è dubbio che la legge elettorale che prevede la modifica del listino per evitare altre minetti che vengono elette sia importante, ma anche se dimissionario, il Consiglio può farlo e comunque sia, in questo momento noi responsabili di partiti dobbiamo, specialmente dopo aver visto quel che accade, dove non basta dire basta mettere i giovani, basta mettere le persone che non hanno mai fatto politica, che tutto cambia. Guarda nel Lazio cosa è successo, noi dell'Italia dei Valori ne sappiamo qualcosa e per questa ragione noi riteniamo che noi dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e per quanto riguarda l'Italia dei Valori ha fatto una scelta ben precisa. Ma se capita qualcuno che viene preso con le mani nella marmellata, non si aspetta la sentenza o il magistrato, lo mettiamo fuori immediatamente dai consigli regionali, dal Parlamento, dal partito. E comunque sia, proprio perché 4 occhi vedono meglio di 2, perché noi da soli più che chiedere il certificato penale, il certificato cariche pendenti, oltre il certificato elettorale, che possiamo fare? Metteremo in rete i nostri candidati in anticipo rispetto a quando presenteremo le candidature, invece in modo che ognuno può dirci cosa sa. Chi vuol fare attività pubblica d'ora in poi deve sapere che avrà non come guardiano soltanto gli organi di polizia, ma tutta la pubblica opinione. Ecco, onorevole Di Pietro, l'ultima domanda. Proprio poco fa qui in aula è stata data la notizia che il 25 ci sarà una seduta a fiume che dovrà terminare con l'approvazione della nuova legge elettorale, però il 25 sarebbe troppo tardi, proprio legandolo alla questione dei vitalizi. Allora, gli altri suoi 2 consiglieri cosa devono fare? Cosa deve prevalere? L'interesse a varare una nuova legge elettorale o appunto impedire qualsiasi tipo di calcolo su vitalizi e guadagni? Io credo che la legge elettorale può essere varata lo stesso, nonostante che ci si dimetta, e quindi che le 2 cose non siano in antitesi e quindi non cerchiamo furbate. Prima tutti i consiglieri regionali, io oggi ho letto il PD,
PDL, UDC, che hanno detto che tutti sono annunciate, pronti. ma di fatto nessuno ha protocollato queste dimissioni. Per questo onore a Gabriele Solo dell'Italia dei Valori, che non solo l'ha annunciata ma l'ha anche protocollata. Ecco, Perfetto, Tiziana, allora ringraziamo. Tiziana, prima di salutarti ho un paio di domande per Di Pietro, se puoi riferirgliele, non so se ci sente. Certo. Intanto se puoi indicarci Ma quali sento in sono... diretta. Bene, Di Pietro, buongiorno, buon pomeriggio. Quali sono, le chiedo, i candidati? È un modo per stare vicino, ma è soltanto per Certo. sentire, lo dico a chi ci ascolta. Senta, già in mente i candidati di cui parlava da presentare al Pirellone, se ce li può indicare? Guardi, innanzitutto se li dovessi presentare io non gli faccio un favore a questi candidati, ma è importante invece stabilire un programma che metta l'etica al primo posto e quindi la necessità di non ricandidare persone condannate, di non candidare persone sotto processo e, per quanto riguarda l'Italia dei Valori, di ricostruire un'alleanza riformista di centrosinistra che sull'etica e sul ricambio generazionale faccia la differenza. E in questo senso io ieri ho scritto una lettera. Ecco, proprio questo volevo chiederle, se ha avuto una risposta in questa lettera che lei ha scritto a Vendola, Bersani e a Nencini. Oddio, manco quando scrivevo a mia madre avevo la risposta la mattina dopo. Più che una risposta, credo che ci sia bisogno di una presa d'atto. In questo momento c'è bisogno di indicare al Paese quale può essere un programma che sia più attento alle fasce sociali più deboli e più oneste, un programma che sia alternativo a quello Monti. Per questo noi abbiamo guardato con favore quella carta di intenti che hanno emanato i tre partiti che stanno facendo le primarie, in cui hanno tolto ogni riferimento al governo Monti, perché sapete bene, voi che ci ascoltate, che il governo Monti è un governo che ha fatto gli interessi delle lobby, ma non quelli dei cittadini, dei privati, ma non quelli dei servizi pubblici. È un governo, pensate, che ha messo l'IMU anche sulle case dei pensionati che stanno ormai in ospizio perché nessuno li assiste, e ha tolto l'IMU alle fondazioni bancarie. Quale credibilità e quale affidamento possiamo dare? Ecco, Di Pietro, ma lei continua a criticare l'agenda Monti, anche se il nome di Monti non compare più nella carta di intenti del Partito Democratico. Bersani stesso continua a dire che Monti sarà necessario al Paese dopo le elezioni. Conciliano queste due cose? Ma voglio dire, è un bravo professore Monti, quindi per amore di Dio io credo che tutti quelli che fanno il loro mestiere sono brave persone. Se poi gli fai fare un altro mestiere finiscono per applicare le loro conoscenze soltanto negli interessi di quel che rappresentano, appunto i poteri forti.